vincitore? 24 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente a San Paolo, pronti per il Gran Premio del Brasile con 14 giri da affrontare all'interno della nostra monoposto targata Ferrari. Allora, come potete ben vedere, sì, è un miracolo, partiamo direttamente dalla prima posizione. Date un'occhiatina qui in alto e in pratica siamo riusciti a ottenere una fantastica posizione in qualifica, soprattutto per l'assetto che sono riuscito a sviluppare con un giro di 1.9.979 e ovviamente l'assetto che è stato interamente modificato da quello che era base, ovvero diamo un'occhiatina, l'assetto numero 1, eccolo qui, selezioniamolo. Allora, per quanto riguarda l'aerodinamica ragazzi, visto che il circuito del Brasile è un circuito con molti dislivelli e soprattutto un circuito con numerose curve ma anche diversi rettilinei, l'alettone è stato impostato in maniera un po' mediocre, ovvero non abbastanza elevato ma neanche troppo basso, per affrontare quindi le curve a una velocità elevata e ottenere una discreta prestazione in rettilineo. Per quanto riguarda la frenata, i freni utilizzeranno una pressione davvero molto elevata perché esistono davvero numerose curve che vanno affrontate con molta cautela, e per quanto riguarda il bilanciamento dei freni è stato impostato in modo tale da avere un leggero sovrasterzo. Per quanto riguarda invece il bilanciamento, ritroviamo la barra antirollio anteriore e posteriore settata in maniera tale da ottenere un'ottima reattività della vettura, quindi generando un ottimo sovrasterzo, però effettuando quindi queste modifiche otterremo un'usura molto rapida dei pneumatici e questo può essere un problema ragazzi, e dopo vedremo perché. Però innanzitutto diamo un'occhiata alle sospensioni. Essendo quindi un circuito molto diverso dagli altri, quindi molto ricco di rilievi, è utile che le sospensioni non siano neanche molto basse, quindi sono riuscito a aumentarle di qualche grado e soprattutto sono molto rigide per ottenere quindi prestazioni fenomenali in curva. Allora, per quanto riguarda invece il nostro cambio, è ottimizzato in maniera da ottenere una fantastica prestazione sia in curva che in rettilineo, e infine per quanto riguarda il motore ovviamente ci sarà la solita miscela da regolare in gara. Per quanto riguarda la campanatura ragazzi, date un'occhiata ai valori che possono essere utili soprattutto per la vostra per prendere spunto magari per una vostra gara, e quindi sono riuscito a settarli in maniera tale sempre da utilizzare questo rapporto rettilineo curve abbastanza adeguato. Per quanto riguarda la strategia pneumatici ragazzi, qui possiamo ritrovarci in difficoltà. Un motivo è perché ho sfruttato i pneumatici abbastanza e sono all'87%, e quindi la nostra strategia di gara deve essere basata sulla nostra esperienza. Ci fermeremo al sesto giro montando dei pneumatici duri perché praticamente effettuando dei giri di prova, ho effettuato circa 15 giri di prova con uno stesso treno di gomme, ho scoppiato le gomme dure e ho visto che resistevano circa 12 giri, quindi impostando tutto in questa maniera dovremmo reggere fino alla fine. Allora, ci impostiamo più su una tattica difensiva che offensiva, in modo tale da sorprendere i nostri avversari, però come potete ben vedere Alonso in prima posizione, seconda posizione Mark Webber, terzo Lewis Hamilton e quinta posizione il nostro Felipe Massa, il caro ragazzone della Ferrari. Non so perché ci fa vedere al Guesari, comunque è la prima volta ragazzi che vediamo finalmente i semafori a faccia, e le nostre gomme toccano appena la linea di partenza, quindi vediamo che cosa siamo in grado di fare. Ecco i primi semafori ragazzi, primo semaforo acceso, secondo, ed ecco ragazzi che inizia il Gran Premio del Brasile qui a San Paolo. Ecco che le vetture lasciano le loro postazioni di partenza. Alonso in prima posizione, Vettel, Lewis Hamilton, prima chicane da affrontare. Attenzione, l'abbiamo affrontata un po' larga, dannazione, si sono avvicinati davvero molto i nostri antagonisti. Diamo un'occhiata, bene, stiamo partendo a tutta manetta, intanto la nostra miscela 1 è stata impostata nella maniera adeguata, soprattutto per ottenere un fantastico vantaggio in accelerazione. Guardate un po', abbiamo recuperato abbastanza e abbiamo ancora un bel po' di KERS da utilizzare. Attenzione all'interno, Vettel cerca di superare colui che sta in testa, ovvero il nostro caro Fernando Alonso, ma a quanto pare stiamo andando come dei veri treni, stanno respirando la nostra CO2 che fuoriesce dai nostri tubi di scarico. Mamma mia ragazzi, primo giro non proprio eccellente, comunque stiamo tenendo il passo insieme agli altri. Il serpentone a quanto pare si sta
si sta migliorando, guardate un po', abbiamo recuperato un notevole vantaggio su Vettel, però il nostro compagno di squadra Felipe Massa ancora alla quinta posizione, relegato. Benissimo, andiamo a tutta forza ragazzi, guardate che figo il nostro casco, e ovviamente sarà il casco attuale di Alonso se non sbaglio, mi sembra che è identico. Comunque un secondo recuperato ragazzi, il primo giro finalmente completato. Mamma mia, questo è uno dei rettilinei più pericolosi che esistano, perché con il DRS è possibile che i nostri avversari là dietro ci superino. Guardate un po', Vettel è arrivato direttamente al nostro tubo di scarico, ce lo sta annusando per benino. Vediamo un po' di affrontare quest'ultima chicane. Benissimo, diamo un'occhiata alle gomme. Allora c'è qualche piccolo problema alla gomma anteriore destra, ma a quanto pare credo che potrà resistere nei prossimi 3 giri, speriamo di sì. Ed ecco che il serpentone un po' si è affievolito, guardate un po', si è formato una sorta di fila staccata, ovvero i primi 4 piloti più veloci della pista si ritrovano nelle prime 4 posizioni. Spero ragazzi che l'audio sia adeguato in questo ultimo video, perché ho notato che avete avuto qualche difficoltà a percepire la mia voce negli ultimi video di Formula 1, quindi ho diminuito il volume del game, perché il volume delle cuffie appunto non può essere aumentato, quindi questo è il massimo che riesco a fare con questo headset cuffie. Vediamo un po', ancora continua la situazione con Vettel in seconda posizione, mentre Jenson Button con la sua McLaren riesce a guadagnare la terza posizione ragazzi, mentre con un tempo di 4,415 centesimi di secondo siamo riusciti a ottenere il giro più veloce all'interno di questo fantastico circuito. Vediamo un po', il nostro Felipe Massa ancora in quinta posizione, vediamo di riuscire a beccare un po' di chilometri orari in più all'interno di questo ultimo rettilineo. Bene, il DRS può essere utilizzato, una pessima notizia ragazzi, perché i nostri avversari di dietro nel momento in cui saranno nella metrica adeguata potranno utilizzare la loro velocità massima, quindi darcele davvero nelle orecchie. Andiamo a tutta potenza ragazzi, mamma mia, andiamo. Bene, ottimo, affrontiamo quest'ultima chicane prima del grande rettilineo intermedio. 342 centesimi di secondo ci distaccano dal nostro Vettel che si ritrova dietro di noi. Probabilmente ragazzi non vinceremo la nostra gara, scusate, il nostro campionato con i punti che ci ritroviamo, però inizieremo un nuovo campionato e cercheremo di essere soprattutto molto più competitivi all'interno del prossimo Formula 1 2012 che uscirà, se non sbaglio, tra circa un mese e qualche giorno. Vediamo di effettuare anche una bella unboxing del game, visto che lo prenderò al day one. Spero che vi piaccia l'idea, magari la effettuerò anche all'interno dei prossimi game che ritroverò. Comunque eccoci nuovamente, i nostri avversari hanno recuperato qualcosa, abbiamo le gomme posteriori sinistra, la gomma posteriore sinistra che si ritrova un po' in difficoltà. Vediamo un po', ecco i nostri avversari che adesso utilizzeranno il DRS ragazzi, eccolo qui, Vettel dietro di noi, tenta il sorpasso all'esterno e a quanto pare effettuerà una sosta tra pochi giri. Wow, proprio quello che aspettavamo, proprio la cura prescritta dal dottore. Stiamo molto attenti, attiviamo un altro po' di DRS, di KERS ragazzi, soprattutto per guadagnare terreno in questo primo rettilineo. Allora, come vi dicevo, effettuerò dei nuovi gameplay su Formula 1 2012, magari con una bella unboxing d'apertura prima di dar vita a tutti i gameplay, sia una bella carriera che il reparto online, proprio analizzeremo tutto per benino. Per quanto riguarda i prossimi game, se vi piacerà questa idea, lo effettuerò anche sui prossimi titoli che usciranno come Resident Evil 6, Far Cry, eccetera. Comunque, ancora ragazzi, che teniamo? Ho dimenticato la miscela ragazzi, che paura ragazzi, scusatemi, ho dimenticato, ecco perché andavamo così forti, perché avevamo ancora la miscela 1, la miscela praticamente che il motore era così felice che spruzzava gioia da tutti i pori. Allora, bene, riduciamo un po' la pressione del nostro carburante. Bene, abbiamo perso un po' ragazzi, 566 centesimi, si ritrova Jenson Button che con un ottimo sorpasso all'esterno un po' punzecchia il nostro Vettel, ed ecco che Jenson Button adesso si ritrova dietro di noi ragazzi, tenta di sorpassarci all'esterno, ma solo quello che gli aspetta è il nostro alettone posteriore. Vediamo un po' di raggiungere la fine di questo ultimo giro dove ci sarà l'incontro con i nostri meccanici. Diamo un'occhiata alle gomme e io credo che un altro giro potevano resistere, però dai, meglio non rischiare, perché ho scoppiato diverse volte in questa gara, soprattutto nelle prove libere. Probabilmente qualcuno mi avrà gettato una striscia chiodata ragazzi nelle rientranze delle curve, proprio per questo l'avrò scoppiate. Comunque a quanto pare questo è l'ultimo gameplay della serie, spero che questa serie vi sia piaciuta. A quanto pare, come ho visto, è la serie che vi è piaciuta di più ragazzi. Ho ricevuto notevoli visualizzazioni, soprattutto nelle prime gare,
nelle gare di mezzo del campionato, e a quanto pare, anzi spero che continueranno anche nella prossima serie di Formula 1 2012. E continuerò ovviamente con i prossimi gameplay automobilistici che usciranno, con i nuovi game automobilistici che usciranno, come per esempio VRC3. Ho fatto alcuni gameplay di VRC2, mi è piaciuto abbastanza e ho visto che anche a voi vi è piaciuto, quindi io credo che la tattica migliore sia continuare su questo genere che vi piace davvero molto. Dimenticavo ragazzi che al sesto giro ci fermiamo, non al quinto. Bene, vediamo un po' il carburante ancora in condizioni ottimali. Entra in box alla fine del giro, ripeto, rientra alla Bene, fine bene, del bene, giro. ecco che ci segnalano una bella spia dall'esterno di fermarci alla fine del giro. 150 centesimi di secondo, neanche un batter d'occhio ragazzi, provate a battere un occhio e vedete se riuscite ad aprirlo. Jenson Button io dico che ci avrà già superato da un miglio. Bene, andiamo, ci avrà preso, andiamo qualche altro secondo, sì, maledizione, la nostra autovettura in rettilineo non è molto, come possiamo dire, utile, soprattutto perché gli alettoni sono molto alti, però in curva, guardate un po' che tenuta che abbiamo, siamo davvero fantastici. Siamo più o meno a metà gara ragazzi, 6 giri su 14 sono abbastanza, però già 6 giri in testa possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché monteremo un'altra tipologia di gomme, quindi un'altra strategia di gara da utilizzare. Sosta, molto bene, continuano a segnalarcelo dall'esterno. Speriamo di far cantare almeno l'inno di Mameli all'interno di questa ultima gara a San Paolo ragazzi, non siamo riusciti a farlo cantare mai, gli italiani che ci hanno seguito sempre in queste ultime gare sono rimasti un po' delusi. Vediamo se riusciamo a entrare prima degli altri piloti, ovviamente entreremo, però dobbiamo sperare che i nostri meccanici, come dico sempre, abbiano le mani unte d'olio. Andiamo, ecco che Jenson Button cerca una strategia un po' più diversa, cerca di andare avanti, quindi probabilmente la nostra strategia è stata una delle prime. Ecco che i meccanici appaiono come tanti fantasmini, siamo i primi a cambiare le gomme, quindi probabilmente saremo gli ultimi a uscire perché dobbiamo far passare tutti gli altri ragazzoni. Michael Schumacher davanti a noi, bene, avanti, usciamo però, non vorrei credere che stiamo 10 anni qui ai box. Bene, pit lane, un po' di tempo per la pit lane, vediamo un po', è uscito anche Lewis Hamilton prima di noi, eccolo qua davanti a noi, o forse Jenson Button. C'è traffico, fai attenzione. C'è traffico, ottimo, probabilmente sarà Lewis Hamilton ragazzi, perché Jenson Button è rimasto un po' solo e sconsolato all'interno delle prime posizioni. Vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosa. Allora, Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare. li preserveremo amico mio perché siamo a metà gara e Nicky Heidfeld davanti a noi che ci fa un po' rosicare perché Lewis Hamilton è passato a 260 km/h, probabilmente lo beccheremo ed ecco che qui alla seconda chicane della partita riusciamo ad entrare all'interno. Vediamo un po' Kobayashi, questo fantastico giapponese che cerca di attaccare all'interno Lewis Hamilton, che a quanto pare sta effettuando un'ottima gara soprattutto nel secondo settore dove noi siamo un po' meno impulsivi degli altri, la nostra vettura non è abbastanza reattiva. Comunque ancora dietro Nicky Heidfeld con la sua Lotus a quanto pare, vediamo se riusciamo a beccarlo, monta delle gomme morbide, non ha effettuato ancora il pit stop, forse sì. Il Jenson Button adesso effettuerà la sua sosta, adesso cerchiamo di recuperare il tutto con una bella tattica miscela 1 elevata, vediamo se qualcuno entrerà in box adesso. Date un'occhiatina, il DRS può essere utilizzato, ottimo, aumentiamo la nostra velocità di punta, bene, vedete un po', 315 km/h è il massimo. Il pilota di fronte a te ha appena montato delle coperture dure, ha intenzione di effettuare uno Ed ecco il sorpasso all'interno da parte di Fernando Alonso su Nicky Heidfeld. Adesso vediamo dall'uscita della pit lane se possiamo superare qualcuno. Ottimo, veramente ottimo, abbiamo guadagnato la 7ª posizione dietro Kobayashi. Eccoci ragazzi, abbiamo perso qualche altra posizione perché praticamente siamo usciti fuori pista, maledizione. Vediamo se riusciamo a recuperare la posizione che abbiamo appena perso con Alguersuari che si ritrova davanti a noi in 10ª posizione. Maledizione, siamo usciti un attimo fuori pista, vediamo un po' se possiamo recuperarla. Abbiamo ancora la nostra tattica potentissima con la nostra miscela 1 elevata, vediamo se riusciamo a recuperare un altro po' di posizioni. 10ª ancora Alguersuari, vediamo se riusciamo ad avvicinarci ragazzi, mamma mia, andiamo a tutta manetta. DRS attivato, vediamo se riusciamo a beccarlo, passiamo all'interno ed ecco che qualcuno si è fermato ai box. 8ª posizione Michael Schumacher ragazzi, eccolo qui davanti a noi Nicky Rosberg, vediamo se riusciamo a beccarli entrambi, sono della stessa squadra mi sembra, tutte e due McLaren. Andiamo avanti, bene, andiamo a tutta manetta, utilizziamo il nostro KERS ragazzi, forza che Michael Schumacher si ritrova in difficoltà. 8ª posizione, 200 centesimi di secondo in meno, quindi stiamo effettuando il giro migliore della gara ragazzi e abbiamo effettuato quindi 9 giri. L'ala anteriore si è un po' danneggiata nell'uscita che ho effettuato prima dalla pista,
probabilmente per qualche errore di Fraps, che è davvero molto pesante, quindi a questi dettagli grafici è molto dura tenere entrambe le cose accese, non vanno molto d'accordo. Comunque cerchiamo di andare sempre con il nostro meglio. Eravamo in prima in posizione, però a quanto pare dovrò diminuire ancora come possiamo dire, la qualità grafica, perché altrimenti non ci permetterà di effettuare una gara come si deve. Guardate un po', stiamo effettuando il miglior giro, 3.757, una gara davvero fantastica. Nicky Roisberg davanti a noi, Pat Ronas, riusciamo addirittura a leggere cosa c'è scritto nel suo sederino. Guardate cosa ci ha tatuato. Andiamo, ecco che si mette davanti a noi e proviamo a entrare all'esterno. Grandissimo Fernando Alonso. A quanto pare ci hanno fatto i complimenti dalla pit lane, fantastici. Andiamo, vediamo se possiamo beccare il nostro Vettel che ritroviamo davanti. Ecco, si è fermato qualcuno. Alonso, giro veloce ragazzi, giro veloce, mamma mia. A quanto pare con l'alettone distrutto andiamo molto ma molto meglio. Felipe Massa davanti a noi, ancora qualche giro da affrontare. Kobayashi, Kobayashi davanti a noi, ancora il giapponesino. Dopo l'uscita di pista ragazzi abbiamo recuperato notevoli posizioni, ci possiamo ritenere soddisfatti. Andiamo avanti, eccolo qui, Kobayashi, non ricordo il nome di Kobayashi, però è abbastanza bravo questo ragazzone. Mexico, verrà, come si chiama quella birra messicana ragazzi, non ricordo neanche il nome. Mannaggia, non mi viene. Vabbè, lasciamo perdere gli sponsor, cerchiamo di beccarlo. Anche lui monta delle gomme dure. Diamo un'occhiata alle nostre gomme, sono abbastanza come possiamo dire, considerevoli. Ancora continuiamo a migliorare il nostro giro finale, possiamo ritenerci soddisfatti. 1.116, mamma mia, siamo molto vicini da Kobayashi. Attiviamo il nostro DRS soprattutto per avvicinarci nella maniera migliore. Eccolo qui, e Kobayashi cerca di entrare ai box. Mamma mia, non capisco perché queste soste a questi ultimi giri, mamma mia. Siamo tra i piloti più veloci in pista e a quanto pare cercheremo di beccare gli altri stronzetti che si ritrovano là davanti. Ci becchiamo ragazzi tra qualche secondo e vediamo se il nostro Alonso sarà così in gamba da riuscire a beccarli. Eccoci ragazzi nel nostro rettilineo finale al 14° giro. A quanto pare non siamo riusciti a beccare gli stronzoni che abbiamo davanti, ma soprattutto per qualche problema tecnico presente all'interno della nostra autovettura. Potete notare che l'alettone anteriore non è settato nella maniera adeguata e soprattutto abbiamo terminato quasi il carburante, quindi sono costretto a impostare una miscela numero 3, ovvero la miscela bassa, in modo tale da non rimanere a piedi e arrivare al traguardo quindi con la lingua che ci tocca a terra. Quindi stiamo attenti, giochiamo un po' su una postazione difensiva. Abbiamo guadagnato però la quinta posizione, possiamo ritenerci soddisfatti. La gara non è andata come pensavo, soprattutto se non ci fosse stato quell'uscita di pista a metà gara sarei andato molto molto meglio, però dai, possiamo ritenerci soddisfatti di aver completato almeno questa ultima gara a punti e soprattutto spero che questa serie vi sia piaciuta ragazzi. Mi raccomando, come al solito votate e commentate, quindi lasciate un commento per farmi sapere il vostro parere su questa ultima gara e soprattutto sulle idee che vi ho proposto negli ultimi minuti. Ecco, ultimo rettilineo ragazzi, salutiamo il nostro Liuzzi che ritroviamo accanto e a quanto pare Jenson Button vince la gara e terminiamo la nostra serie di Formula 1 2011 in quinta posizione ragazzi. Ciao a tutti, eccoci qui, olè, tagliamo il traguardo, saluta Alonso, facci vedere le manine, quinta posizione. Mamma mia ragazzi, che gara stupenda, abbiamo effettuato addirittura il giro più veloce della gara, 1.11, abbiamo perso 4 posizioni, dannazione. Vabbè, si spera e ci becchiamo alla prossima serie ragazzi, ciao a tutti.